Assessore Pullo, allora parliamo di questa iniziativa che si svolgerà lunedì prossimo 5 luglio alle ore 19 a Villa Seta, che vuole raccogliere i tanti ragazzi verso un mestiere in collaborazione con Euroform. Euroform racconta i mestieri nel quartiere di Villa Seta, è un'iniziativa in sinergia con il Comune di Agrigento, Euroform, ma non solo, la parrocchia con Dorrino Lauricella, la parrocchia con Cattedrale di Villa Seta, CNA, i tamburi di Girgenti, i volontari di strada, Croce Rossa Italiana, cioè tutte queste sinergie positive presenti sul territorio che mettono a disposizione le proprie professionalità, le proprie conoscenze per arrivare a che cosa? Ad un messaggio indirizzato proprio a quella fascia di giovani, a quella fascia anche di soggetti, di ragazzi che abbandonano il mondo della scuola ma che potrebbero appassionarsi attraverso quella che è la conoscenza dei mestieri messa a disposizione dalla scuola dei mestieri Euroform e quindi perché no pensare ad un percorso di vita diverso e anche lavorativo per il futuro. Partiamo da Villa Seta perché riteniamo che il quartiere di Villa Seta abbia delle risorse fondamentali, delle risorse importanti, delle preziosità di professionali che potrebbero mettersi in campo e da lì partire per arrivare a tutti i quartieri della città. Quindi non è una tappa che si ferma solo a Villa Seta, ma è l'inizio di tutta una serie di tappe che vedranno tutti i quartieri della città interessati per raccogliere e perché no dare questo messaggio di positività a tutta la città. Anche la Chiesa è coinvolta in questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente interessante che mira anche a coinvolgere i ragazzi verso un lavoro, verso un mestiere. Il compito della comunità ecclesiale è formare l'uomo, la persona, per poi farlo diventare anche credente. Quindi la comunità non si sottrae a questo tipo di servizio di lavoro sinergico con le realtà presenti nel territorio perché la comunità è inserita in un territorio e vuole aiutare anche tutte le altre realtà presenti ad aiutare le persone, in particolare i ragazzi, i giovani, a costituirsi come persone vere e proprie. Quindi la ricerca di un futuro attraverso il passaggio di un lavoro potrebbe anche aiutare i nostri ragazzi a far sviluppare tutte quelle realtà innate che portano dentro nel cuore e quindi quei sogni che possono anche realizzarsi, quindi dare speranza che i loro sogni si possono anche realizzare e non rimangono solo sogni nel cassetto. E quindi la comunità parrocchiale, la comunità ecclesiale si mette a disposizione e mette a disposizione le buone risorse della comunità per aiutare i ragazzi stessi a vivere bene la loro vita. Un'interessante iniziativa a cui Euroform sta lanciando non solo a Villa Seta, ricordiamolo, per lunedì prossimo alle ore 19, ma che sarà itinerante anche negli altri quartieri agrigentini come Monserrato, Fontanelle. E questa è una politica di sviluppo territoriale che noi vogliamo mettere a disposizione della nostra città di Agrigento, una città grande che è anche contraddistinta da diverse frazioni. Partiamo da Villa Seta. L'obiettivo è quello di promuovere mestieri, sensibilizzare le famiglie a questa politica di sviluppo che Euroform ormai da diversi anni incentiva in altre realtà della regione siciliana. Finalmente con questa amministrazione, ringrazio il sindaco e l'assessore Pullo per la grande sensibilità, partiamo da Villa Seta ma non ci fermiamo a Villa Seta, nei prossimi mesi prenderemo in considerazione altre frazioni della città come Fontanelle, Villaggio Mosè, eccetera, proprio per orientare i ragazzi e i loro genitori alla formazione dei loro figli verso un mestiere che possa dare autoimpiego e occupazione e anche dignità sociale. Noi incentiviamo una politica di associazionismo e in questo ringrazio anche in questa occasione a Villa Seta i volontari di strada, la CNA, proprio perché lo sviluppo parte dal basso, come dice l'Unione Europea, dobbiamo fare rete e dobbiamo soprattutto mettere in campo gli strumenti che sono fondamentali per creare sviluppo e in questo devo dire che l'Unione Europea ultimamente in base al Recovery Fund arriveranno tanti soldi da parte dell'Unione Europea che verranno gestiti dalle regioni, dal governo nazionale e dai vari governi locali proprio per incentivare la politica di sviluppo che parte dai giovani verso lo sviluppo dell'impresa.